E il Veneto è anche tra le regioni più virtuose d'Italia per quanto riguarda i costi della macchina burocratica. Ci spiega perché Elisa Billato. Sanità, costi per il personale e per gli organi istituzionali. Tre capitoli di bilancio delle regioni italiane, tre voci su cui la Commissione tecnica sul federalismo fiscale ha stilato una speciale classifica. Una graduatoria per quanto spendono i cittadini oggi e quanto spenderanno a federalismo in atto. Il Veneto, assieme a Lombardia ed Emilia-Romagna, figura tra le regioni più virtuose e meno sprecone. I primi dati riguardano la spesa per gli stipendi dei dipendenti regionali. Ogni anno per questa voce i cittadini veneti spendono 32 euro a testa contro una media nazionale di 113. Tra le voci più importanti del bilancio regionale è la spesa per la sanità. Ebbene, se questa venisse finanziata con l'autonomia impositiva, i veneti spenderebbero 1.665 euro all'anno a testa contro gli attuali 2.260 della media nazionale. Dove si spende di più la qualità è inferiore e quindi i cittadini delle regioni dove si spende di più vengono a curarsi in Veneto. E noi queste cure le eroghiamo con delle tabelle sanitarie che non coprono l'intera spesa che noi sosteniamo per queste persone. Per finanziare i palazzi della regione i veneti spendono 9 euro a testa all'anno, stesso dato per Lombardia ed Emilia-Romagna, un dato però che si discosta dalla media nazionale di 24 euro per abitante. Infine abbiamo l'indice di virtuosità regionale, cioè il rapporto tra gli stipendi pagati ai dipendenti e la spesa corrente complessiva. La media delle regioni italiane vola a 4,26%, il Veneto si ferma a 1,52%. E anche nelle piccole cose, anche chiudere la finestra con il riscaldamento acceso vuol dire essere attenti alla pubblica amministrazione. Nelle grandi e nelle piccole cose. Ci sono delle comunità in giro per l'Italia che sono disattente nelle grandi e nelle piccole cose.